Aspetta un attimo. Così. Siamo. Aspettate un secondo che faccio un perso. Dove nasce? Questo però volevo si parla. Buongiorno, benvenuti a tutti. Iniziamo questa conferenza stampa un po' particolare, sarebbe potuta essere un'inaugurazione, ma in questi tempi è un po' difficile organizzare gli eventi pubblici, per cui il Consorzio di Bonificato di Sorgere, che ha convocato la conferenza stampa, ha preferito optare per questa soluzione. Salutiamo anche quanti ci seguono, perché siamo in diretta su Facebook e su YouTube dell'Ambi Veneto, che ci supporta con i suoi canali digitali in modo da poter raggiungere un pubblico più vasto. E quello che oggi andremo a presentare sono alcune opere che sono state completate di recente, altre fatte già in passato, e anche annunceremo i futuri interventi in questo territorio così importante nel comune di Mira, e proprio per questo siamo qui ospiti della città di Mira e è rappresentata dal suo sindaco Marzio Lori, a cui cederei subito la parola per un saluto iniziale. Innanzitutto per me è una grande gioia perché l'intervento che adesso andremo a presentare è un intervento molto atteso, che il territorio saprà valorizzare in termini di sicurezza, ma non solo, ma questo poi è un ringraziamento per la presenza dell'assessore Panna. È importante per noi che anche la regione venga a Mira e venga anche a vedere i progressi che vengono fatti sul territorio. Ovviamente braccio operativo importante del Consorzio di Bonifica, ringrazio sia il presidente che il direttore che sono qui insieme a me. Ecco, è un intervento che nasce appunto tanti anni fa. Permettetemi anche di ricordare quanto è stato fatto già nel 2010, perché qui abbiamo in sala anche l'assessore Bartellini, che all'epoca era assessore all'ambiente, quindi ha seguito fin dal primo momento questo nostro intervento. Per Mira è una giornata di festa, perché i problemi idraulici di tutta l'area sud non potevano mai essere risolti senza questo importante intervento nei pressi dell'economia. Sappiamo anche che è una prima parte di un progetto più ampio che riguarda anche il parco naturalistico delle Giare, e la questione che a noi preme come territorio è sempre quella di ricordare che servono le grandi opere come questa, e poi serve anche la manutenzione continua, perché come bacino scolante lo sappiamo, c'è tutta una ramificazione di reti di scoli che poi arrivano in Sifone, che poi arrivano in Turchia, e noi dobbiamo permettere, insieme al consorzio ovviamente, tutte quelle opere necessarie per far sì che il sistema funzioni sempre in sicurezza. Quindi questa è una tappa importante, fondamentale, e ricordiamo però che è stato fatto nel lavoro, che c'è tanto lavoro da fare, e i cittadini ovviamente non possono ringraziare per l'attenzione che viene loro dedicata. Grazie. Come era doveroso, quindi il saluto del sindaco di Mira, il comune che ci ospita. Ha già annunciato la presenza dell'assessore regionale l'assessore all'agricoltura, dovuto essere qui presenti. Abbiamo il presidente di Acque del Sorgere, Francesco Cazzaro, e il direttore sempre del Consorzio di Bonifica del Sorgere, Andrea Carlo del Bonifica. Adesso, anche per i colleghi che sono presenti, che ringrazio, per capire cosa è stato fatto abbiamo preparato un breve video che vediamo insieme, in modo che poi, visto il video, passiamo la parola al nostro presidente, che può completare e spiegare meglio quello che abbiamo fatto. Vediamoci allora.
Eccoci, abbiamo voluto realizzare il video perché non essendo sul posto si possa rendere conto di cosa è stato fatto. Ovviamente senza il commento voce, perché adesso quello che dobbiamo dire lo dirà il Presidente, poi se c'è la necessità di chiarire qualcosa con i colleghi, c'è anche il direttore che gli aspetti tecnici. Da alcuni numeri li abbiamo dati, molto importanti, però lascerei subito la parola al Presidente di Arti Costruttive, e anche recentemente è diventato presidente di Ambi Veneto, quindi rappresenta tutti i consorzi della regione Veneto, e Francesco Cazzaro. Sì, buongiorno a tutti. Intanto vi ringrazio molto per la vostra presenza, e in particolare all'assessore. Per inciso, questa è un'opera finanziata dalla regione, quindi la sua presenza ci conforta anche per il proseguo delle relazioni che deve per forza avere un ente come il nostro con chi poi ha l'obbligo di amministrare, siamo ricompresi di amministrare il territorio. E questa è un'opera, sì, grazie anche al sindaco di citarci, perché
è da un bel po' che proviamo ad arrivare vicino a questo momento, però per mille motivi è sempre saltato. Ecco, piccola parentesi, non è che si voglia in queste occasioni, lo sapete, in altre circostanze, autocelebrarsi qualsiasi cosa, no? È che abbiamo scoperto purtroppo che siamo molto carenti per quanto riguarda così la comunicazione verso l'esterno dell'attività dei consorzi e di conseguenza anche di quello che fa la Regione per il nostro territorio, e si è veramente corso l'obbligo di trovare un momento di fermo in cui inquadrare il lavoro che viene fatto e comunicato all'esterno, perché vi assicuro fra 6 mesi, ma forse già adesso, perché siccome è in funzione già l'opera, già adesso qualcuno l'ha data scontata, qualche sia lì da una vita, no? In realtà c'è stato molto lavoro alle spalle, molta fatica per finanziarla, e stiamo parlando di un'opera che mette in sicurezza una grande superficie molto vasta del territorio di Mira. Di fatto andiamo a triplicare la capacità di bypassaggio dell'Eurovia, ma questo non sarebbe stato giusto farlo se non avessimo provveduto anche alla possibilità di triplicare l'azione di sollevamento da parte del ritrovo di Rogareto. Siamo passati anche lì dai 12 metri cubi ai 26, che permettono appunto di sollevare tutta l'acqua che se la Botte si pone ha capacità di bypassare l'idrovia. Tengo a sottolineare che tra l'altro anche sull'Ora anche quello è stato un lavoro non da poco, e c'è voluto un bel po' di tempo per arrivare a metterla in condizioni di soddisfare le esigenze di questo territorio. Una bella, un'altra fase che ha consentito di mettere anche in sicurezza chi opera da parte del consorzio per fare in modo che funzioni tutta la prestazione è stato l'utilizzatore automatico che voi avete visto per un entrato nel filmato. Ecco, pensate che quel lavoro là di pulizia da tutti quei rami pronti che arrivano giù per tutta la superficie che l'acqua, dove l'acqua cade, prima lo si faceva così con mano, quasi gli operatori, l'escavatore, quindi anche la sicurezza secondo il punto di vista è notevolmente migliorata. Questa è una delle occasioni sulle quali vorremmo un po' puntare da qui in avanti per dire il consorzio insieme agli enti locali, in primis la Regione fa la sua parte, perché nel cassetto ha un suo cosiddetto, viene spesso citato come il libro dei sogni, che è tutto il parco progetti che abbiamo in pronto e che riguarda il piano generale di bonifica del nostro consorzio, e che di volta in volta viene finanziato dai vari enti competenti come la Regione, a volte in collaborazione con i comuni, altri con fondi ministeriali. Ecco, i progetti, le idee e cosa vogliamo in questo territorio ci sono, e spesso sono anche già nero su bianco con progetti ben definiti. Stiamo passando in questa ultima fase dal momento del sogno, così diciamo, all'inaugurazione, quindi a opere fatte, e questo per noi è un motivo di grande soddisfazione, come diceva il sindaco, dimostrare che
si può valorizzare l'idea di salvaguardia del nostro territorio con opere concrete ci rende molto, molto contenti, molto felici, perché non sempre poi purtroppo riusciamo a farlo capire, a farlo visitare come a venderlo, diciamo, come si direbbe, no? Anche perché il nostro ruolo è quello di fare le cose e non tanto di apparire. Però forse è arrivato il momento, ecco, di una maggiore condivisione con il mondo dei nostri consorziati, ma in generale di tutti i cittadini che abbiano la possibilità di capire, di vedere quel benedetto talloncino come avviso di pagamento che arriva e nel momento in cui lo paghi che fine fanno quei soldi. E questi sono momenti, insomma, che io spero possono tornare utili per rimarcare il fatto che questo territorio sa amministrare bene le risorse che i propri cittadini mettono nelle loro mani. E quindi grazie per questa possibilità che ci state dando di aprirsi proprio all'esterno, anche con tutti i mezzi tecnologici che adesso ci sono. Grazie alla Regione per essere qui con noi. Sta a indicare che insomma l'impegno prosegue. Io devo ringraziare l'assessore Pana perché la sua disponibilità in questi anni è stata sempre massima, nel limite naturalmente delle possibilità che ci sono. Speriamo in futuro si possano aprire davvero una nuova stagione e passare da quel libro dei sogni che dicevo prima a una stagione di inaugurazioni. Anche solo la prima pietra, secondo me, è importante così evidenziare che è riposata, perché abbiamo visto che poi i tempi di realizzazione dei nostri progetti sono sempre più o male rispettati. Era previsto in 792 giorni, più o meno mi pare che quello era l'impegno che c'era, eravamo dati come tempistica ed è stato mantenuto. Difficilmente, almeno di proprio eventi eccezionali che ci bloccano, andiamo a sforare quello che è visto. E questa è un'altra delle interrogative, diciamo, che hanno il consorzio, in particolare il nostro, dal punto di vista tecnico, non ha niente a criticare nessuno. Di nuovo grazie, e se ci sono poi domande siamo disponibili. Grazie al Presidente di Sorgile, Francesco Cazzaro. Allora, abbiamo il tavolo, il comune, che di solito è quello che conosce il territorio, raccoglie le istanze, anche le lamentele, le difficoltà dei cittadini, si rapporta con il consorzio per chiedere delle soluzioni, degli interventi, il consorzio li studia, poi però serve una pianificazione più ampia e servono anche dei finanziamenti, oltre a quelli che il consorzio raccoglie con il tributo che pagano i consorziati, che va in parte per la manutenzione, per le opere diciamo minori, ma quando sono opere consistenti servono finanziamenti consistenti. In questo senso, ecco, si introduce bene adesso il saluto dell'assessore regionale all'agricoltura, bonifica. Sì, buongiorno a tutti, grazie per il gentile invito, porto i saluti innanzitutto del Presidente Zaia e della Giunta regionale del Veneto, al Sindaco di Mira, della nostra perla artistica, storica, della Brenta storica, e i miei saluti personali della Giunta regionale. Per me è un grande piacere essere qui, Sindaco, con lei. Di sindaco che spesso abbia le idee chiare cosa voglia essere sindaco del suo territorio e come poi si debbano gestire anche queste problematiche. Noi tutti siamo stati sindaci nel passato, anche il Presidente quest'anno che saluto, e saluto anche il direttore Frigolicchio. Oggi è una giornata di festa e lo dobbiamo ricordare, perché quando si inaugura un'opera pubblica, anche se la inauguriamo via streaming, visto le condizioni che ci sono, ma è sempre una festa. Io dico e saluto tutti i cittadini che ci stanno guardando attraverso i social media, e vi saluto dicendo: vedete, come ha detto bene il Presidente Cazzaro,
oggi si vedono ben spesi i soldi pubblici, si vedono ben spesi i soldi anche delle tasse che a volte quando arrivano le bollette non si è mai così felici di pagare. Ma quando vediamo opere di questo tipo, opere che sono state completate anche in maniera puntuale, che sono state opere importanti e che vanno a mettere in sicurezza una gran parte del territorio di questo comune, ma che comunque mettono in sicurezza anche altri territori, noi abbiamo fatto il nostro dovere come politici, come tecnici, come enti, in questo caso, che hanno collaborato insieme. La Regione ha finanziato, sono anche questi contributi importanti, ma sono contributi e soldi di tutti i cittadini, sono soldi della Regione, sono i soldi dei Veneti, i soldi dei Veneti sono quelli che arrivano ai 10 consorzi di bonifica. Ricordo ai cittadini che cos'è la bonifica, perché poi noi andremo proprio a festeggiare i 100 anni della bonifica a San Giovanni di Chiave, qui vicino, poi il prossimo anno, grandi manifestazioni, perché la bonifica è nata in Veneto. Ricordo che ancora oggi un terzo del territorio agricolo della nostra regione è di Veneto al sotto del livello del mare. E quindi tutti, noi siamo forse peggio dell'Olanda, nel senso come appunto, situazione. E quindi qui è nata la bonifica, qui sono nati i grandi lavori del passato, dopo dal 900 fino al 800, 900 fino a ora, e i lavori vanno avanti. Se il territorio è in sicurezza, se si possono avere aree industriali, quartieri, se si possono avere produzioni agricole anche importanti, sono anche l'assessore all'agricoltura, è grazie alla bonifica. Il lavoro spesso e volentieri di migliaia di persone nel passato, con le carriole, con il badile in mano, adesso abbiamo completamente le macchine, ma il lavoro va avanti da più di un secolo per permettere al Veneto di lavorare, di vivere e stare bene in sicurezza. Io faccio un accenno anche, sono passati 5 anni, io ricordo che appena arrivato assessore nel 2015 la prima cosa che è capitata, sì, dove è stato la tromba d'aria qui vicino, ci ha dato il benvenuto per farvi capire anche, cari cittadini, a tutti voi presenti, che comunque purtroppo i cambiamenti climatici da lì poi abbiamo vissuto altri, tempeste fortunali, acqua che arriva spesso e volentieri in potere in grandi intensità, Baia, ricordo l'ultima mareggiate, poi come struttura della pesca in questa provincia mi hanno interessato spesso e volentieri interventi di emergenza, l'ultima quella del 12 novembre 2019 che naturalmente ha sconvolto tutta la costa del Veneto. Quindi vedete, noi viviamo continuamente in emergenza e queste emergenze possono essere risolte solo programmando i lavori, fare giustamente, come ricordava il sindaco, delle manutenzioni. E se vedete, io ho chiesto proprio al Presidente di far vedere cosa noi facciamo, cosa fanno gli operatori dei consorzi di bonifica, sono centinaia di persone, uffici tecnici che progettano, ma anche tanti operai, maestranti che sono un lavoro qui. Gestiamo e manuteniamo in questa regione 25.000 chilometri di canali. Vi ho solo dato il dato di quanti siano, e quindi se sono 10 consorzi, ogni consorzio ha 2.500 chilometri di canali ogni anno da stare dietro, da completare, da rimettere a posto gli argini e quindi mettere in sicurezza il territorio. Abbiamo più di 400 idrovore che vanno e funzionano H24, quindi con grande consumo anche di corrente elettrica, per la subsidenza, perché se non avessimo le idrovore qui non saremmo qui oggi, probabilmente a vedere certi paesaggi, soprattutto delle pianure tra Rovigo, Venezia, Padova, eccetera. Vedete, è un lavoro silenzioso, un lavoro importante, un lavoro di messa in sicurezza del territorio, ma io direi anche di riqualificazione del territorio. Le opere di questo
passato dimostrano come le nostre opere si inseriscono nel territorio in maniera puntuale per la sicurezza, ma anche avendo rispetto dell'ambiente, si inseriscono anche in maniera dando ancora di più bellezza al nostro territorio. Quando si vede il Veneto dall'alto e si vede la rete dei Cranzi dalla luna, penso che anche il turista che quest'anno magari è un po' meno presente, ma quando lo osservavamo quest'area dell'Aia, si terra Venezia, non si può pensare quanto bella sia questa parte del nostro Veneto e quanto l'acqua e i Veneti siano legati nella loro storia. Io vi ringrazio, vi saluto e spero che queste inaugurazioni continuino, perché poi la Regione Veneto nel suo piano comunque di bonifica e di irrigazione, questa parte più alta, investirà ancora molti dei finanziamenti a disposizione, ma anche quelli che ora vengono dalla Comunità Europea e dal governo. Quindi grazie, è una bellissima giornata, grazie al Sindaco dell'ospitalità e soprattutto a tutti i cittadini che sono collegati. Grazie all'assessore regionale Giuseppe Panna. Continuiamo, adesso entriamo nella parte se ci sono delle domande, perché insomma, approfittiamo anche della presenza dei colleghi di Alessandra Nuova, Giorgio Malavati di Gente Veneta, che ci hanno raggiunto, che hanno fatto il posto di essere presenti per raccontare poi attraverso i loro articoli quello che è avvenuto. Però visto che siamo anche in diretta, magari, e avendo anche la disponibilità del nostro direttore che conosce bene i numeri, lascerei la parola a voi se avete qualche domanda, qualche richiesta di precisazione. Non funziona? Quello con la tazzina. Una domanda al Presidente e una domanda al Presidente. Presidente, si può dire in maniera, come posso dire, molto semplicissima, a livello di uomo della strada, qual è il vantaggio essenziale dell'opera che oggi abbiamo fatto? Cioè, pensate, che si è già parlato di inondazioni, di precipitazioni, di eccezionali, rispetto a qualche esempio anche positivo, no? Poi sono molto cosa riuscirete a supportare meglio, grazie a quest'opera, in più e la domanda, pensando adesso al futuro, rispetto al territorio di Italia, ci sono delle opere in vista e anche Beh, diciamo che intanto la collaborazione con il consorzio di sì, scusate, scusate ragazzi, è fatta e sta dando i suoi frutti. Questa è una delle opere che va, diciamo, incontro ai mutamenti che ci sono. Se prima la rotta si pone vecchia a 160, abbiamo non sufficienti perché magari la pioggia che arrivava era molto più lenta, meno così intensa nel tempo, e quindi era sufficiente quei 2 tubi. Adesso quell'acqua che cade in periodi non ce la fa più a passare e mantenere assunto il territorio a monte. Quindi l'opera va proprio incontro a questa esigenza, riuscire a portare via tutta quell'acqua che adesso cade in maniera molto più veloce, in quantità molto più forte e in un periodo magari nello stesso periodo. Se prima cadevano 10 i tubi da 160 ce la facevano portare via, adesso se cade 100, quei tubi da 160 non ce la facevano più, quindi era necessario assolutamente questo tipo di opere. No, si critica la possibilità di, perché adesso abbiamo sì, se vuoi dare i numeri, abbiamo una bocca da 5 metri più 1 per 2 metri e mezzo, quindi una cosa delle bipede che diciamo non è paragonabile rispetto alla sezione che avevamo prima. Sì. Esatto, quindi andiamo a triplicare di fatto da 4 a 19 per triplicare, anzi la sezione disponibile per
passare. Pavimenti però bisogna anche capire che questa è stata la prima cosa che è stata fatta, che se l'acqua nel momento in cui ha passato l'idrovia, poi non è che qualcuno sa fare perché non avremo risolto nessun problema, quindi c'era bisogno anche di aggiornare il programma per poter alzare l'acqua che arriva a una maggiore, e anche lì siamo passati da una pompa che poteva alzare 12 metri cubi al secondo a 26, e quindi vedete che sì, è tutto proporzionato, insomma, è tutto calibrato, la portata che può passare sotto l'idrovia è anche nella possibilità di essere alzata dall'idrovia. E sicuramente questo mette in sicurezza tutto un territorio che altrimenti ha avuto per il passato tutta una serie di problematiche, e non solo nelle campagne, ma negli stabilimenti, nelle fabbriche, insomma, i danni che può provocare un evento atmosferico eccezionale difficilmente possono essere calcolati, perché io me ne sono accorto a casa mia. Guardando i pluviometri che abbiamo sparsi sul territorio, nel giro di un chilometro noi possiamo avere uno vuoto, non è caduta una goccia d'acqua, e uno che sta pieno perché è pescato in modo. E le risposte, diciamo, la visione che dobbiamo avere è quella di andare a affrontare questa problematica che sempre più sarà presente, con le nostre azioni. Quindi, perché una volta si ragionava, fino a qualche decennio fa, si chiamano tempi di ritenzione, cioè la possibilità che un evento accada non raramente, quindi ultimamente invece gli episodi critici vanno oltre i manuali, ben oltre i manuali che sono stati scritti per il passato, e bisogna adattare la nuova filosofia di azione allo stato di fatto. Quest'opera va incontro a questo, senza considerare, ad esempio, il discorso della marea, perché non bisogna finisce tranquilla luna, quando c'è alta marea si possono avere qualche giorno in più, per quanto riguarda il cuneo serino, l'acqua separa che rimonta, e non è certamente una gran cosa per le nostre coltivazioni particolari che abbiamo in queste zone. Opere prossime, esatto, il cantiere della Finata è un'altra di quelle della Finata, è un'altra di quelle azioni di questa zona sono unibili, senza contare comunque il completamento globale del parco militare, che diciamo, noi quando operiamo in questi ambienti affianchiamo sempre azioni che vanno anche nella direzione di migliorare, mitigare la qualità dell'acqua che arriva in natura. Quindi zone più possibili, diciamo, naturalistiche, che però hanno lo scopo di depurare l'acqua dai nitrati e dalle sostanze azotate. E anche in questo caso, in questo progetto, è previsto, è stato fatto questo tipo di azione, cioè parte dell'acqua viene convogliata e deviata in una zona in cui avviene la depurazione naturale, con l'azione di alcune essenze vegetali particolari che sono molto efficaci da questo punto di vista. Ricordo che in quasi tutti i casi dove abbiamo fatto interventi di questo genere, riusciamo ad abbattere il 95% anche la presenza di azoto nell'acqua rispetto all'uranio, e non credo sia una cosa opposta. Grazie. Luisa, Sandro, avete richieste? Altrimenti chiederei magari al sindaco, visto che si parlava del comune delle opere. Sì, scusa. Sì. Giusto. Parlava
realizzazione di cambiamenti climatici in termini di programmazione e di interventi pensati oggi anche a livello di precedenza. Ci sono studi scientifici che dicono che entro 10 anni, forse dalla volta del politica territoriale veneziano, potrebbe essere frequentemente sommersi di geocarbone, sommersi dal mare grazie al suo livello. Ora, rispetto a questo tema, la Regione cosa sta programmando, prevedendo? Ci sono delle risorse per farlo? Mi interessa non solo il bando della Regione, ma anche dell'Europa, che so che vediamo dell'Europa per fare queste opere. Guardi, è indubbio che io più di 50 anni, quindi non so lei, ma da quando ero ragazzino io abitavo nel centro del paese che eravamo abituati a delle stagioni, eravamo abituati a della neve, a pianura, si vedevano tante cose che adesso non ci sono più, no? Quindi è indubbio che in questi, mettiamolo, arco di anni, tante cose siano cambiate nel mondo. E indubbiamente il mio pensiero è personale, naturalmente penso che nei prossimi decenni dovrò fare parecchi punti con quello che sta succedendo dallo scioglimento delle calotte glaciali. Ricordo che pochi giorni fa in Siberia c'erano 38 gradi, quindi immagini anche cosa sta cambiando a livello anche globale. Ovviamente l'innalzamento, poi qui tutti i scientifici che dicono un po' chi dice poco, non dico che comunque dovremmo fare i conti con sicuramente un innalzamento dei livelli dei mari, come comunque una siccità che spesso e volentieri si prorogherà per diversi mesi all'anno. Questo l'abbiamo già visto, i dati anche dei consorzi di bonifica che comunque ci sono nell'APA, eccetera, dove stiamo vivendo periodi di grande siccità e periodi in cui la piovosità è concentrata in molte piccole aree e in piccolo tempo, no? Questo è il trend che stiamo vedendo comunque che almeno negli ultimi 10-20 anni comunque la piovosità anche nella nostra regione è abituata ad avere piovosità importanti, è scesa del 20-30%, quindi ci danno già una diminuzione costante della piovosità. Noi magari abbiamo vissuto un giugno piovoso da quest'anno, però ricordo che da novembre a giugno non ha fatto una cosa d'acqua. Ho fatto una bella dedicata a quelle montagne, poi ci siamo trovati con molte preoccupazioni anche sui bacini idrografici, montani, eccetera. Quindi questa è la situazione che si prospetta come un trend anche dell'aumento delle temperature, del vento, sono aumentate le temperature, quindi stanno avvenendo anche cambiamenti in agricoltura importanti dovuti appunto alla mancanza magari di acqua. L'acqua deve essere sempre di più risparmiata. Noi facciamo un grande sforzo anche degli interventi di sviluppo rurale, dei finanziamenti dell'agricoltura per portare più l'agricoltura verso quella che definiamo l'agricoltura di precisione, quella che va a portare l'acqua dove serve, quella che non spreca l'acqua, quella che naturalmente sta facendo i punti anche con questo sistema climatico che sta cambiando. Abbiamo una bolla di siccità sopra il Po, che tra le province di Rovigo, Ferrara, Emiliano, Mantovano, eccetera, dove ormai è quasi un deserto, dove non piove per tanto tempo. Quindi l'acqua che abbiamo è l'acqua che grazie ai consorzi di bonifica e ai lavori che facciamo possiamo dare un'agricoltura che, ricordo, nella nostra regione, ci mettiamo di vita ormai in Lombardia, nell'asse del Po, da quasi metà delle produzioni italiane e da in Veneto sindicati e metodi produttivi di 75.000 imprese che si lavorano sopra. Però stanno cambiando anche le presenze, anche le specie vegetali, anche le presenze animali, è tutto un cambiamento che è in essere. Cosa dobbiamo fare allora? E guardi, io per la costa sono
idraulico e un genere civile, perché poi il mare è di competenza statale. Invece noi ci occupiamo delle lavori interne, dei fiumi, eccetera, quindi queste sono le mie competenze. Abbiamo fatto un piano di arrivo regionale che prevede gli investimenti su tipo di irrigazione, non più lo scorrimento, ma un'irrigazione di precisione. Abbiamo investito milioni del piano di sviluppo rurale, appunto, per portare avanti quello che è l'agricoltura 4.0, l'agricoltura di precisione. Ma io penso che il piano che stiamo mettendo in atto adesso, che è il piano, io lo chiamo della revisione anche degli invasi. A un certo punto in questa regione, in questo periodo, dobbiamo considerare che gli invasi di montagna saranno sempre più strategici. Io non dico facciamo dighe nuove, però attenzione, l'acqua, che è naturalmente una risorsa importante, va da alto verso il basso. Quindi spesso e volentieri, come già qui, la mira è un'acqua persa. Un'acqua persa perché le irrigazioni degli acquedotti pescano nell'alta pianura. L'acqua di irrigazione per includere i bacini montani, spesso artificiali, quasi tutti, dove vengono anche sviluppate l'elettricità, dove viene giustamente sviluppata l'elettricità diversa da quella del carbone, quindi noi dipeniamo forse per un terzo dall'elettricità fatta dall'acqua. Quindi quest'acqua deve essere fermata in alto per poi essere rilasciata verso il basso quando ce n'è bisogno. E quindi io in mente ho chiesto allo Stato, che poi anche comunque ai gestori di laghi artificiali come Terna, come Enel, naturalmente abbiamo queste società che comunque rimettono a posto questi bacini che spesso e volentieri sono intasati dalle detriti per scavarli, non vuole fatica, rimettere in sesto i bacini che abbiamo. Questo è il punto di intervento, la manutenzione di problema e poi dove portare questo materiale, perché poi come dopo siamo in uno stato che a volte un ente, un ministero fa il contrario di quello che fa l'altro, nel senso che magari questi detriti sono considerati rifiuti e non si sa mai dove portare, dove poi la discarica, è fango, è terra, è ghiaia, abbastanza trovare un po', non di quello. Però abbiamo anche normative molto da cambiare in questo senso a livello centrale. No? Se vogliamo veramente rimettere in senso e in moto queste cose, dobbiamo superare, essere molto più belli anche in questo senso. Poi c'è tutta la questione, secondo me, strategica del futuro. Stiamo lavorando su questa valutazione, questa dentro anche su consorzi di indirizzo, che è quella della rimessa in rete di tutte quelle cave, di tutti quei laghi di palla che abbiamo ai margini, se non riusciamo a conservare questi bacini che ci ha dato un passato così un po' anche a volte selvaggio nel nostro territorio, ma che abbiamo, di rimettere, impermeabilizzare, trovare in qualche maniera un sistema che diventino bacini strategici per l'acqua. Quella è acqua di falda, è acqua pulita, è acqua che gli acquedotti pescano e vi portano alle vostre case, perché dobbiamo buttarla via, dobbiamo tenerla lì, perché quando ci saranno mesi di difficoltà, e sicuro che mesi di difficoltà non sono solo quelli estivi, perché noi cominciamo a irrigare anche il grano d'inverno, appena questo è il tema, noi quell'acqua dobbiamo averla. E quindi quando piove a novembre, quindi quando piove a giugno o maggio, quindi quando abbiamo temporali forti, quell'acqua dobbiamo tenerla chiusa lì. Vedrà che nel prossimo, io magari non ci sarò, nei prossimi decenni ci saranno vari punti, soprattutto. Poi c'è anche la strategia dei laghi. Immagini, noi abbiamo il grande lago di Garda, che spesso volentieri versa acqua un po' della Fantasia, anche lì riuscire, dico, fare uno sbarramento, ma in qualche maniera tenerla come una riserva strategica di tutto, non dico il Veneto, ma quasi tutto il nord Italia, insieme agli altri grandi laghi. Penso che chi debba fare, e non è certo la regione, ma chi dovrebbe pensare a un piano strategico più
laghi anche quelli naturali, per farci un pensiero. Naturalmente considerato il fatto che poi abbiamo i fiumi che sono in differenza, un po' perso il contatto, una volta si andavano le chiatte fino a Cremona, con Piacenza, adesso abbiamo le spiagge sul po', quindi bisogna completamente rivedere, secondo me, questo investire anche molto, i fondi ci sono fondi europei, perché se lo diciamo da tanto. Vedo che quando c'è bisogno i fondi anche a livello di fuori, le regioni sono molto più limitate e noi riusciamo a fare interventi anche di questo tipo come quello di Mira, ma mettendo in rete i fondi che ci sono, io penso che lavorare su questo tema, quindi sul risparmio dell'acqua, della sistemazione idrogeologica, dei bacini, degli invasi, dei laghi, faremo lavorare anche centinaia di migliaia di persone e centinaia di aziende che forse farebbero molto bene all'economia di questa nazione. Grazie. Posso dire una cosa al sindaco? Il completamento del parco delle aree, tempi, risorse, obiettivo, cosa sarà e quando sarà, come sarà? Sì, lo dicevo in premessa, oggi abbiamo fatto 30, bene, però dobbiamo fare 31. L'opera iniziale prevedeva tutto un insieme, l'intervento di Ponte Simone, ma poi la realizzazione del parco delle aree. È un tema che noi sentiamo molto, ne abbiamo recentemente discusso anche al Consiglio Comunale, c'è il processo esecutivo, se non ricordo male, e quindi adesso il completamento, tutto l'intervento è con la realizzazione del parco delle aree. Come dice il Presidente, è in programmazione e serve non solo per la salvaguardia, quindi completare la salvaguardia, ma anche la fitodepurazione e per noi sarà anche un ritorno dal punto di vista naturalistico veramente molto atteso. I termini degli investimenti, dei finanziamenti, io credo che il direttore politico vi darà tranquillamente quando io terminerò il mio intervento. Il tema è questo, cioè noi siamo il bacino scolare. Il territorio di Mira è buona parte del bacino scolare regionale. Abbiamo davanti agli occhi quello che è successo a Palermo pochi giorni fa. L'abbiamo detto, tutti noi, non c'è un grosso problema, i cambiamenti climatici portano anche a scene di cui purtroppo vedremo continuamente le immagini. Io credo che l'intervento che quest'oggi abbiamo presentato va tutto nella direzione di dare quel tipo di risposta di sicurezza fondamentale per tante popolazioni di Mira e non solo. Però ecco, è un continuo step by step. I prossimi step sono sicuramente quelli relativi alla manutenzione, quelli degli investimenti da continuare a fare. Però abbiamo anche un altro tema che qui a livello territoriale è molto sentito e ne abbiamo parlato anche più volte, non solo con il consorzio che è uno degli attori, ma anche con gli altri attori dei nostri riferimenti a livello anche regionale, che è quello dei rifiuti. Perché abbiamo purtroppo, essendo bacino scolare, tanti rifiuti di varia natura che arrivano sui nostri corsi d'acqua, da questo punto di vista stiamo affrontando insieme anche all'assessore Valverini, ufficialmente, ma anche insieme al consorzio anche questo tipo di problema, perché siamo in una posizione strategica nel bene e anche nel male, però ritengo che la sinergia che si è instaurata e che continuiamo a portare avanti ci permetterà sia di guardare alla sicurezza, fondamentale, ma anche alla bellezza, che è altrettanto fondamentale, con il parco delle aree e anche con quello che si potrà fare per venire incontro a questi problemi di natura dinamica che nessuno vuole, che però fanno parte del nostro territorio. Adesso il direttore vuole anche dare più informazioni sull'iter del parco, prego. Buongiorno a tutti, ministro Salenti. Il Parco Zane è una progettazione definitiva, attualmente in fase di approvazione dei giorni, quindi sta seguendo l'iter e determinato quale di comunità iniziato dovrà proporre la sua progettazione definitiva. Quindi diciamo che da
quando dovesse ritornare in consorzio, circa entro un anno dalla data quando dovrebbe essere in grado di fare partire i lavori anche per questo. È un intervento importante che completa l'opera, che ha visto prima il potenziamento di antibiologo, poi la riqualificazione delle rischio e l'aggiustamento della professione che parliamo oggi, e che deve completarsi appunto questa versione di manutenzione, ma anche di circolazione di 11 ettari, ha una capacità di abbattimento di circa 2 tonnellate da 1,5 a 3 tonnellate anno, che è l'elemento fondamentale per il fatto proprio della laguna, e che dà sicuramente un bisogno di carattere ambientale non solo per termini di abbattimento dei nutrienti, ma anche per la realizzazione dell'attività da un lato, ma anche soprattutto dal punto di vista ecologico del sistema idrografico del consorzio su questa parte bassa del consorzio. Tutta questa è la pianificazione ordinaria che la Regione manda avanti, che ha sempre, come diceva prima l'assessore, in attenzione tre elementi. Uno è la presa del suolo, che abbiamo sicuramente sarebbe risultato di usare, e terzo, ne parliamo ancora oggi, che abbiamo iniziato a dire prima, che il sostegno dell'agricoltura con la realizzazione all'interno di questa nuova rete di sanità, del consorzio che caratterizza la siccome sulla quale sempre parlare sicuramente oggi, però sono dei impatti di luogo, cioè degli impatti che sostengono l'acqua del periodo estivo e che consentono all'acqua di alzare il livello e di conseguenza di adibire la palla e agevolare anche alla necessità, alla possibilità di prestare l'acqua per irrigare il sistema di irrigazione. L'opera quanto costerà? Le risorse ci sono? Le risorse dell'opera è a finanziamento del 2027, le risorse sono penso che saranno possibili nella pianificazione ci sono, dal punto di vista della fruibilità turistica, insomma, delle persone che vorranno opera completata per correre l'opera è previsto. Sì, il progetto prevede la costruzione di centri turistici dove l'acqua viene isolata all'interno dei bacini e quindi proprio il percorso di contaminazione esterna di questo ambito verrebbe completato con una assinatura che potrebbe essere resa fruibile per la visita, insomma, per potersi godere il progetto prevede dei punti diciamo non accessibili e per lasciare spazio alla fauna, naturale questa diciamo, sulla falsariga di quello che facciamo sugli interventi, se avete visitato le oggi di vita di Sassano o quelle filmate di Marci, nella quale stiamo per cominciare un secondo blocco in prossimo per cominciare a chiudere stato sulle essere nuovi 15 del secondo blocco, e sono tutti interventi che vedono una parte importante della popolazione, ma con attenzione alla possibilità di in questo caso l'interesse è perché siamo venuti a lavorare già a margine disponibile per il finito e se non ci vedono Bene, se non c'è altro direi che possiamo chiudere, quindi salutando quelli che gli amici ci hanno seguito sui canali di Amilento, Facebook e YouTube, ringraziamo ancora l'assessore regionale dell'agricoltura Giuseppe Fa e il presidente del consorzio di bonifica Acque Risorgibili Francesco Cazzaro, il suo direttore l'ingegnere Carlo Vitorino e il sindaco Marco Roli che ci ha ospitato qui a Lilla. Buon lavoro e buona giornata. Grazie.